Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi ho inviato gli auguri di buon compleanno al papà di due mie amiche e con gran sorpresa ho scoperto che sia lui che loro oggi si trovano tutti quanti qua al mio paese e dunque ho pensato di preparare velocemente una torta a cuore con all'interno della panna aromatizzata al caffè che si prepara con una base furba. Vi presento l'occorrente. Mi occorre la cocchiera, così con uno strato di carta forno sotto, un piatto da portata. Questo ha il mio segno zodiacale, ma una volta che ci sarà la torta non si vedrà. Un frullino, una ciotola in cui versare tutti gli ingredienti e poi un contenitore vuoto in cui dovrò sistemare parte della panna montata che dovrò aromatizzare al caffè, due spatole, la grattugia e ora vi presento gli ingredienti che sono due sole uova, 200 g di farina, 175 g di zucchero, un bicchierino di latte, l'equivalente di una tazzina da caffè piena di latte, l'equivalente di una tazzina da caffè d'olio, un cucchiaino di estratto di vaniglia, un cucchiaio di caffè in polvere, 8 g di lievito e alcuni chicchi di caffè. Utilizzerò anche qualche fragola per guarnire. Bene, inizio subito frullando prima le uova per qualche minuto, poi aggiungerò lo zucchero, in seguito la farina, il lievito, il latte e l'olio. La buccia di limone la posso mettere subito assieme ai tuorli. Sempre una ciotolina per controllare il secondo uovo che sia buono. A questo punto frullerò il tutto per alcuni minuti. Ho frullato le mie uova per 7 minuti, le mie uova con la farina, ricapitoliamo: 2 uova a cui ho aggiunto 175 g di zucchero, 200 g di farina, 8 g di lievito, un bicchierino di latte e un bicchierino di olio di semi, un cucchiaino di estratto di vaniglia e una scorza di un limone, ma se voi non avete questi ingredienti va bene anche una bustina di vanillina oppure anche la scorza di un'arancia e di un limone, come preferite, non c'è una vera regola. Fatto sta che questo dolce si prepara con una grandissima facilità. Io adesso lo verso in questa tortiera, nella tortiera del mio forno, cerco di livellarlo per bene e lo faccio cuocere per circa 12 minuti a 180 gradi in forno ventilato. E nel mentre che la mia base andrò a cuocere la mia base, preparerò la farcitura. Allora, adesso lo devo livellare ben bene. Il composto è stato ben distribuito nella teglia, adesso lo trasferirò nel forno e lo farò cuocere per circa 12 minuti a 180 gradi con il forno ventilato, nel forno ventilato. Una volta che le uova sono state amalgamate con tutti gli altri ingredienti e quindi non ho più bisogno del mio frullatore, smonto le fruste, le lavo e le metto in congelatore insieme alla panna. In questo modo la panna, che già è stata tenuta in frigo per alcuni minuti, quindi nel momento in cui decido di preparare il dolce prendo la panna e la metto nel frigorifero. Dopodiché, quando ho finito di mischiare tutti gli altri ingredienti, la trasferisco insieme alle fruste nel freezer. Poi inizio a frullare per qualche minuto quando comincia a essere così schiumosa e aggiungo 2 cucchiai setacciati di zucchero a velo, quindi setaccio i miei 2 cucchiai di zucchero a velo e frullo fino a che la panna non è completamente montata, non è diventata bella corposa, durissima. Quando il frullino inizia a lasciare i segni, si capisce che la panna è praticamente quasi pronta. Questa è proprio
lavorata al massimo, e adesso io ne toglierò una parte, così li pulirò dopo, ne toglierò una parte. Stavo dimenticando un passaggio, quindi ancora non li devo pulire perché quantificarlo circa un terzo, con meno di un terzo, quindi non smontate le fruste, ma lasciatele perché vi serviranno, questo è il bello della diretta, per incorporare il caffè solubile. La mia panna è pronta, è durissima, ne ho tolto circa un terzo e l'ho trasferito in questa ciotolina a cui aggiungerò il caffè solubile. Non importa se la panna dovesse, come dire, smontarsi un po', perché tanto questa andrà a farcire l'interno del mio dolce. Anche la mia base è pronta, velocissima, 12 minuti. Adesso capovolgo e tolgo non è venuta perfettamente livellata, evidentemente io non sono stata perfettamente attenta a sistemarla nella tortiera, non importa, perché tanto con un po' di panna potrò livellare i due strati. Ho montato a neve 500 ml di panna molto fredda, ne ho tolto un terzo, a cui ho aggiunto il mio caffè solubile, l'ho girato sino a incorporare completamente il caffè nella panna, che ha raggiunto questo delicato color nocciola. Ora passiamo ad assemblare la torta. Ho realizzato un cuore con un foglio di carta e l'ho poggiato sulla mia torta, ritagliandolo, appoggiandolo bene con una mano e con l'altra ritagliandolo con questo piccolo coltellino. Poi l'ho girato nell'altro verso e ho ritagliato anche quest'altro cuore. Saranno le due basi che andranno a formare il mio dolce. Adesso devo bagnarlo per dargli un po' di gusto e poi spalmare sopra la panna aromatizzata al caffè. La mia bagna sarà composta da latte di soia alla vaniglia e 2 cucchiaini di rum. Mescolo bene con il mio pennellino e poi vado a bagnare tutta la superficie. In questo modo. Potete distribuire il composto anche con una spatola, con un mestolino, con un cucchiaio. Io utilizzo il sacco da pasticcere perché mi sono abituata e riesco ad essere uniforme in maniera molto più veloce. Adesso andrò a coprire tutti i lati con la panna, quindi mi aiuterò con questa spatola, posso utilizzare anche un cucchiaio, un coltello, ciò che avete in cucina, ciò di cui disponete. Ho sistemato anche l'altra parte e l'ho ben bagnata con il mio latte di soia alla vaniglia aromatizzato al rum. Ed ecco qua. Ed ecco qua, il dolce sorpresa di primavera è pronto. Per decorarlo mi sono aiutata anche da questo coltello che mi è servito per rendere liscia la parte superficiale, che poi ho però dentellato con questa palettina. L'ho passata sopra formando le righette.
Ho aggiunto dei ciuffetti di panna, mi sono aiutata ho utilizzato il sacco da pasticcere con la punta a stella, ho messo i chicchi del caffè sopra che riprendono l'interno della torta e anche la giornata che è parecchio uggiosa, il caffè scalda. E le fragole, un tocco di colore perché comunque l'inizio di primavera avevamo bisogno dell'acqua e quindi osserviamo la giornata in questo modo, ben venga la pioggia.